È il 4 giugno 2014, l'alba di un mercoledì qualunque. Nelle agende dei politici ci sono incontri, cene, riunioni, nelle email dei manager ci sono fatture, appalti, urgenze, ma nella testa della Guardia di Finanza c'è solo una lista. Padova, Venezia, Roma. In 3 città diverse centinaia di agenti della Guardia di Finanza fanno irruzione nelle case, negli uffici, negli studi legali. È un maxi blitz, il più grande dopo Tangentopoli. Qui però si parla di un sistema progettato con una precisione quasi metodica. In manette ci finiscono nomi eccellenti. Quello che sembrava un sistema di appalti pubblici era in realtà un meccanismo perfetto. È un meccanismo che compra la città, cioè che fa in modo che non ci siano persone contrarie, perché non è che la squadra di basket del Favaro Veneto ci abbia nulla a che fare con la corruzione. Nel momento in cui Mazzacurati dà soldi al basket di Favaro, automaticamente tutti quelli che hanno a che fare con la squadretta di basket sono inevitabilmente favorevoli. L'opera colossale pensata per salvare Venezia dall'acqua alta si trasforma in uno scandalo che inghiotte tutto: partiti, imprese, istituzioni. Ma chi sono i protagonisti di questa rete di potere e corruzione? Giancarlo Galan, ex governatore del Veneto; Renato Chisso, assessore regionale alle infrastrutture; Giovanni Mazzacurati, presidente del consorzio Venezia Nuova; Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia; Pier Giorgio Baita, amministratore delegato di Mantovani Costruzioni; Claudia Minutillo, ex segretaria di Galan; e Emilio Spaziante, generale della Guardia di Finanza. Un elenco che sembra scritto col goniometro del potere. Destra, sinistra, tecnici, funzionari, nessuno viene escluso. Dietro il blitz c'è un lavoro lungo, paziente, fatto di intercettazioni, pedinamenti, microfoni nascosti. E quello che emerge non è solo corruzione, è corruzione sistemica, trasversale. Un modello dove i soldi si muovono in silenzio, tra consulenze fittizie, cartiere, rimborsi gonfiati. Ma chi ha fatto saltare il banco? E soprattutto, com'è possibile che per salvare la città più bella del mondo sia stata costruita la truffa ai danni dello Stato più grande d'Europa? Quando si parla di grandi opere si pensa a cantieri, ingegneri, progresso, ma nel caso del Mose il progresso è servito soprattutto a far avanzare i soldi. E non è la classica mazzetta infilata in una busta, è un meccanismo progettato a tavolino. E il primo nome che conta è quello di Pier Giorgio Baita, amministratore delegato di Mantovani Costruzioni, colosso delle opere pubbliche. È lui, insieme a Claudia Minutillo, imprenditrice ed ex segretaria personale di Giancarlo Galan, a perfezionare il sistema. Ma come funziona? Si emette una fattura per un lavoro mai fatto. La società che la incassa è una cartiera, spesso all'estero, come a San Marino. Il denaro esce pulito dai conti ufficiali e rientra in nero. Da lì si divide. Una parte serve per pagare mazzette, una parte alimenta i fondi neri dei politici e, infine, una parte torna ai manager. Un circuito chiuso, perfetto, oliato. Giovanni Mazzacurati, presidente del consorzio Venezia Nuova, è il direttore d'orchestra. Tiene insieme tutto: aziende, appalti, politica, silenzi. Dietro al consorzio ci sono le imprese più grandi d'Italia. Condotte d'acqua, Fincosit, grandi lavori, le cooperative rosse. All'inizio c'è anche la Fiat, che poi si sfila. Al suo posto subentra proprio la Mantovani SpA, guidata da Pier Giorgio Baita. Tutte queste aziende non partecipano a gare pubbliche, entrano nel consorzio Venezia Nuova e lavorano in automatico. Non c'è concorrenza, non ci sono appalti, nessuno verifica se i prezzi sono corretti. Il trucco quindi è gonfiare i costi, proprio come accade con i sassi di Chioggia, che arrivano dalla Croazia, ma fanno un giro piuttosto lungo passando per il Canada. Era un sistema di truffaldino, di cartiere, di passaggi di mano, eccetera, che aveva l'unico scopo di aumentare il prezzo di questi sassi che venivano comprati in Jugoslavia. Alla fine un sasso messo giù costa, se non ricordo male, 3 volte quello che costa all'origine. È un sistema perfetto in cui la Mantovani SpA diventa la macchina esecutiva. Claudia Minutillo è la regista delle società estere, Mazzacurati è il garante del sistema e Baita è l'ingegnere del denaro. Eppure il nome che fa esplodere la notizia è quello di Giorgio Orsoni, il sindaco di Venezia. Fino alla sera prima della retata storica del 4 giugno 2014 Orsoni ha solo un avviso di garanzia, ma l'indomani, nel mandato di cattura, compare anche il suo nome in fondo alla lista, fuori ordine alfabetico, come se fosse stato aggiunto in extremis.
In ogni caso, la vera domanda è un'altra. Chi ha deciso per primo che il Mose fosse l'unica soluzione possibile? E da dove nasce davvero il bisogno del Mose? Venezia è una città unica, una città sospesa sull'acqua, una meraviglia fragile che da secoli convive con un nemico potente e silenzioso, l'acqua alta. L'acqua alta non è un fenomeno nuovo, la Serenissima la conosceva bene. Ogni tanto le maree salivano e poi si ritiravano. Ma tutto cambia il 4 novembre 1966. In quella data una combinazione devastante di marea, vento di scirocco e pioggia fa salire l'acqua a 194 cm sopra il livello del mare. È la peggiore alluvione della storia moderna di Venezia. La città è sommersa, il danno incalcolabile. Passano 7 anni. Nel 1973 viene approvata finalmente la legge speciale per Venezia. Legge speciale per Venezia vuol dire che ci sono soldi esclusivamente per Venezia allo scopo di finanziare tutti gli interventi a favore della città. Chiaro? Quindi sono soldi a fondo perduto che vengono dati per i progetti. È allora che nasce una consapevolezza nuova. Venezia va salvata. E va fatto in fretta. Negli anni successivi si studiano decine di soluzioni, ma è solo tra gli anni 80 e 90 che prende forma il progetto più ambizioso: chiudere fisicamente le bocche di porto che collegano la laguna al mare Adriatico, ma solo in caso di necessità. Nasce così il MOSE, acronimo di Modulo Sperimentale Elettromeccanico, e forse anche un chiaro richiamo a Mosè, il profeta capace di aprire le acque del Mar Rosso. Tecnicamente si tratta di 78 paratoie mobili installate nei fondali delle 3 bocche di porto, Lido, Malamocco e Chioggia. In condizioni normali restano adagiate sul fondo, ma quando la marea supera i 110 cm vengono riempite di aria, si sollevano e chiudono l'accesso del mare alla laguna. Un'idea semplice in teoria, enormemente complessa nella realtà, perché prima dell'opera serve la burocrazia. Così nel 1984 nasce il Consorzio Venezia Nuova, un gruppo di imprese che ufficialmente ha il compito di progettare e poi costruire il MOSE. In realtà quel consorzio diventerà molto di più: un intermediario unico, gestore dei fondi pubblici, monopolista delle decisioni. Ed è qui che comincia la zona grigia, perché non ci sono gare d'appalto, non ci sono veri controlli. Chi entra nel consorzio ha accesso garantito ai lavori. Il progetto è ambizioso. In teoria il MOSE funziona come una diga a tempo, ma in pratica funziona? Già nei primi test si evidenziano problemi: manutenzione complessa, costi crescenti, ma nessuno si ferma. Chi lo mette in dubbio viene accusato di essere contro Venezia, contro la salvezza, contro il progresso. Nel frattempo i costi esplodono. Nel 2003, quando iniziano i lavori, il preventivo è 3 miliardi di euro, ma nel 2020 si è arrivati a oltre 6 miliardi e ancora oggi nessuno sa quanto costerà davvero mantenerlo. Sono passati 11 anni dalla storica retata del 4 giugno 2014, ma la domanda resta: Venezia è salva? E soprattutto, chi ha pagato per quello che è successo? Giancarlo Galan, ex presidente della Regione Veneto, nel 2014 patteggia una pena di 2 anni e 10 mesi, restituendo 2,5 milioni di euro su un totale di 15 milioni per corruzione, concussione e riciclaggio. Deve risarcire allo Stato anche 5,8 milioni di euro per danno di immagine e da disservizio, ma nel 2021 sono stati recuperati solo 1.800 euro di questa cifra. Renato Chisso, ex assessore regionale, patteggia una pena di 2 anni e 6 mesi per corruzione. Giovanni Mazzacurati, ex presidente del consorzio, non prenderà mai parte al processo per gravi motivi di salute. Nel 2017 viene condannato a risarcire circa 5,8 milioni di euro per danno d'immagine da disservizio, ma muore nel 2019. Giorgio Orsoni, ex sindaco di Venezia, viene imputato per finanziamento illecito, da cui viene assolto perché il fatto non costituisce reato. Per altre accuse di azioni in nero ricevute da Mazzacurati è intervenuta la prescrizione. Pier Giorgio Baita, ex amministratore delegato di Mantovani Costruzioni, viene condannato nel 2017 dal Tribunale di San Marino a 2 anni e 6 mesi per frode fiscale legata all'uso di false fatturazioni. Nel 2019 patteggia in Italia 2 anni per corruzione e frode fiscale, con confisca di 10,8 milioni di euro. E ancora, nel 2024, la Procura di Venezia esegue una confisca di 21,4 milioni a lui e a un suo collaboratore. Infine, Claudia Minutillo, imprenditrice
sconteggia una pena di 2 anni di reclusione e una confisca di beni per circa 24 milioni di euro. Nel 2017 viene condannata dal Tribunale di San Marino a 2 anni e 6 mesi insieme a Baita. Ma il Mose funziona davvero? Il 3 ottobre 2020 le paratoie vengono sollevate per la prima volta in via ufficiale salvando Venezia da una marea di 135 centimetri. Oggi il Mose continua ad essere attivo e funzionante, ma i costi di manutenzione sono altissimi e alcuni pezzi si sono già corrosi per l'acqua salata. Finora il costo complessivo dell'opera ha superato i 6 miliardi di euro, ma ancora non è chiaro quanto servirà ogni anno per mantenerla operativa. Così la domanda resta aperta. Venezia oggi è davvero salva? E soprattutto, com'è possibile che per salvare la città più bella del mondo sia stata costruita la truffa ai danni dello Stato più grande d'Europa? Segui Padova Stories per non perderti gli altri episodi di Padova Crime, il format che approfondisce le storie criminali che hanno segnato la nostra città e l'intero Nord-Est.